Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, ben ritrovati, buongiorno e soprattutto buon lunedì. Noi siamo pronti a vivacizzare la vostra giornata insieme all'oroscopo, insieme a Radio.0, insieme a me, Maria. Rendiamo frizzante quindi questo lunedì, andiamo a capire cosa ci aspetta da queste prossime ore. Partiamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, eccoci, voi partite già in tranquillità, vorreste trascorrere dopo il lavoro una rilassante e spensierata serata, ma alcuni preparativi da fare ancora per il Natale non ve lo permettono, cercate comunque di concedervi qualche sfizio. Tutto può funzionare a dovere, ma dovreste quantomeno concedere all'altro carta bianca. Siete davvero disposti a farlo? Chiedetevelo. Toro, la settimana si apre con qualche subbuglio in questo lunedì, magari interiore, c'è per colpa della nervosa luna in Scorpione. Occhio quindi a come trattate le persone, specialmente i familiari, potreste farle rimanere anche un po' male, quindi piano con le parole. Un amico in più non si meritava una ramanzina che gli avete fatto, chiedete scusa, magari un bel invito a cena e cancellate l'offesa, non ha senso rovinare un'amicizia per un non nulla. Gemelli, poco producenti voi per oggi, ma per il primo giorno della settimana vi si concede qualche rinvio. Non potete però defilarvi da alcune responsabilità più importanti. Il vostro hobby preferito dovrà attendere, purtroppo. Nella coppia invece cercate di essere più coinvolti emotivamente, comunque condividendo. Cancro, lo svago con voi e per voi è assicurato oggi, grazie alla luna che fa il tifo per voi amici. L'importante è che il divertimento sia sano e che non andiate mai oltre misura, non bisogna mai eccedere. Certe emozioni vi fanno sentire come se steste prendendo il largo in mezzo all'oceano, un mix di paura ed eccitazione, comunque un'avventura. Leone, siamo da voi. Alcune scelte fondamentali non possono proprio attendere, anche se avreste preferito rimandare, ma sono lì che vi aspettano. Non attribuite poi un significato eccessivo al giudizio altrui, si può sempre sbagliare. La quadratura lunare in più vi mette di fronte in questo lunedì a scogli pericolosi. Cercate di aggirare l'ostacolo sempre con grande eleganza, come sapete fare voi. Amici della Vergine, ottima scappatoia dalle faccende arretrate quella di dover uscire a far compere per le imminenti festività, più che una scusa per gli altri, è una scusa proprio per voi stessi. In più il partner approva e questo vi va più che bene. La fiducia reciproca, le scintille della luna in Scorpione riaccendono in più un rapporto che sembrava spento e voi vi godete l'armonia. Bilancia, affascinati da una persona, incuriositi dal suo atteggiamento, vorreste proprio conoscerla, ma se lo farete il castello di carta potrebbe smontarsi in un attimo, quindi dovete scegliere se sogno o realtà. Rivelazioni da accettare per quello che sono, insomma, anche se fanno un po' male, una crescita necessaria, cercate di prenderla con leggerezza. Scorpione, la mancanza di tatto potrebbe essere un problema per quanto vi riguarda. La luna in casa vostra vi rende più sensibili oggi, ma anche irritabili, quindi meglio non disturbarvi oggi, lo diciamo anche ai nostri altri segni. Difficile sopportare il caos in un posto molto affollato, voi preferite rifugiarvi in un luogo del cuore, magari anche immersi nella natura, silenzio assoluto, e vi fate una bella passeggiata, quello che piace a voi. Sagittario, vi è arrivato finalmente il regalo di compleanno, ma forse quello che avete ricevuto non è proprio quello che vi aspettavate. Pazienza, potrete cambiarlo magari se siete tipi e riciclarlo anche in maniera creativa. Siete comunque molto esigenti, vi serve anche quel pizzico di faccia tosta proprio per dire che magari, oltre che al regalo, anche una pietanza che vi arriva a tavola doveva avere tutto un altro aspetto. Cercate di essere un po' più pacati. Capricorno, la settimana è appena iniziata, ma la luna in un segno amico vi permette lo stesso di trascorrere un po' di tempo, un po' di relax con la vostra famiglia, proprio come desideravate. Invece di fare di testa vostra, seguite il suggerimento del partner che così si sentirà indispensabile. Cercate sempre di bilanciare bene le cose. Acquario, per voi in questo lunedì c'è la perfida luna in Scorpione, vi pone di fronte a una bella gatta da pelare, quindi si inizia alla grande insomma questa settimana. In più non sapete neanche come potrebbe reagire il diretto interessato, quindi anche quello stato di un po' agitazione. Non pensate agli inconvenienti, concentratevi sugli aspetti positivi per quanto nascosti essi siano e cercate così di risollevarvi un po' il morale. Per i nostri pesci, in chiusura, se alcune persone non vi conoscono ancora così bene, non si sono ancora fatte un'idea di voi, il trigono lunare vi darà un'opportunità da cogliere al volo. Presentatevi al meglio. Apertura mentale di spirito, le vele spiegate verso ciò che ancora non sapete. Una bella avventura quella che vi aspetta, godetevela tutta. Ed è tutto quindi anche per il nostro oroscopo del giorno in questo lunedì. Noi ci ritroviamo domani ancora per tutte le novità. Un saluto a tutti, una buona giornata, un buon inizio settimana e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0